Eccoci. Tecnico suoni. Allora, bene, come avete visto abbiamo raccontato la storia degli alpini, abbiamo raccontato vicende, ci siamo anche divertiti, perché lo scopo questo è quello di portare la musica come segno di speranza, di felicità, di gioia. È stato bellissimo avervi qua stasera così presenti, così silenziosi ad ascoltare quello che abbiamo potuto raccontare. Non è facile per noi poter esprimerci al meglio, perché noi non facciamo prove, come abbiamo detto prima, e quindi ci troviamo poche volte durante l'anno, e quindi riuscire a portare, e chi canta in un coro sa benissimo quali sono le difficoltà di poter portare un pezzo ben preparato in un concerto. E quindi va un grande applauso a loro che si fanno chilometri per la passione. Penso che questa passione si possa sintetizzare in una parola sola: naia. Perché abbiamo fatto i militari, abbiamo fatto i nostri corsi di addestramento, eravamo ognuno al proprio corpo, abbiamo fatto i corsi al proprio corpo, poi siamo stati caricati al coro, abbiamo avuto la fortuna, facendo pure i servizi di caserma, di poter andare in giro a cantare e a portare questa nostra passione, oltre che quella divisa adesso anche in borghese. Quindi grazie per essere stati qua, ringrazio il capogruppo e auguri per questi 100 bellissimi anni. Siamo arrivati all'ultimo brano per ora e vi salutiamo naturalmente con quello classico, quello che noi salutavamo tutti i coristi nuovi che arrivavano al coro dopo essere selezionati, e qui dedichiamo di cuore al gruppo di Pavoletto e vogliamo salutare con il nostro 33.